Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Gli istituti di credito sempre più oggetto di polemiche. Ancora una volta è la Confartigianato a porre l'attenzione sulle imprese che si sentono poco sicure e per la mancata garanzia da parte delle banche. Vediamo. Tasse, burocrazia e ora tocca alle banche. Gli istituti di credito sono al centro dell'ultimo degli incontri organizzati dalla Confartigianato di San Donà di Piave. Le imprese hanno bisogno di sostegno, dichiara il presidente Lava. Gli imprenditori hanno la necessità di sentirsi sicuri e di avere garanzie da parte delle banche. Molto spesso l'imprenditore entra in banca, chiede un prestito e la banca glielo nega ovviamente. Le banche giustificano dicendo che non ci sono dei progetti ben preparati, non ci sono dei progetti credibili e quindi a fronte di una progettazione per la banca non congrua dicono di no. Quindi è ovvio che l'imprenditore non si sente tutelato, perché sentirsi dire di no da una banca effettivamente crea un attimino di disagio per l'imprenditore stesso e quindi la paura, ecco perché uno non si sente sicuro. La crisi economica ha ormai travolto un numero indefinito di aziende e di imprenditori e il Nord-Est lotta contro la sovratassazione da parte dello Stato, ma adesso inizia una nuova battaglia contro gli istituti di credito che fanno fatica a dare garanzie alle imprese in difficoltà. Ed è qui che le associazioni di categoria come la Confartigianato si danno da fare per poter sostenere in qualche modo i propri associati. Mai come in questo momento c'è l'esigenza da parte delle nostre aziende di avere comunque una certa affidabilità nei confronti degli istituti che le rappresentano, e così probabilmente non è. Sono emerse alcune vicissitudini da parte anche dei nostri associati, dove purtroppo si è visto che non sempre i conti sono a posto. Quindi stasera vogliamo informare delle possibilità, delle opportunità che ci sono da parte dei nostri associati di avvalersi di alcune magari criticità, anomalie soprattutto che possono verificarsi nei conti correnti. E ce n'è anche per il signoraggio bancario. La mancanza di dipendenza dell'Italia per quanto riguarda la moneta, si dice al convegno, stia diventando un fatto gravissimo perché non permette di avere quell'autonomia gestionale di cui il Paese ha adesso più che mai bisogno. 3 sono le urgenze: abbassare le tasse, snellire la burocrazia e riaprire i rubinetti del credito. Sul primo punto, quello delle tasse, c'è subito una cosa da dire: abolire la Tares. Forse non tutti si rendono conto che sta per arrivare un'altra mazzata per le famiglie e le imprese chiamata Tares. È di fatto un doppione dell'IMU. Sul secondo punto, quello del snellimento della burocrazia, sicuramente qui anche a noi comuni spetta la responsabilità di snellire, ma non possiamo farlo da solo non possiamo farcela da soli finché c'è un apparato di norme sempre più complicato e intricato, per cui anche su questo ci vuole un'azione energica, congiunta, per snellire questa burocrazia. E il terzo punto, quello del credito, sicuramente qui è sì, noi come sindaci possiamo poco, però possiamo porre questo tema con forza alle banche del nostro territorio, come stiamo facendo, ma anche chiediamo insieme alle altre istituzioni, penso ad esempio alla Regione, che quelle strutture pensate per sostenere le imprese come Veneto Sviluppo, invece di tenersi in cassa 85 milioni di euro come leggo dai giornali, riescano a individuare gli strumenti per sostenere davvero le imprese. Le piccole imprese che hanno bisogno di aiuto sono quelle che rappresentano la maggior parte dell'attività produttiva italiana, spesso ad ucciderle i crediti della pubblica amministrazione, le lungaggini burocratiche, l'indifferenza delle banche, l'hanno detto gli imprenditori, le associazioni di categoria, le pubbliche amministrazioni al convegno dal titolo "Gli istituti di credito fanno i nostri interessi?". Ma gli affari non sembrano svoltare in senso positivo. Che qualcuno sia sordo o è necessario cavarsela da soli?